Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Ben ritrovati amiche e amici di 131, nuova vigilia della Torres e nuovo appuntamento con Aperi Torres, la nostra rubrica dedicata ai rossoblù di Michele Pazienza. Settimana non facile per la Torres, reduce da una nuova sconfitta, stavolta fuori casa contro la Juve Next Gen, e attesa da una partita molto molto complessa come quella che andrà in scena domani contro l'Ascoli al Vanisan. Ascoli, terza forza al momento del campionato, e una delle favoritissime per la vittoria finale. Ne parleremo in questo nostro quarto d'ora rosso-blu, in questo nostro aperitivo Griffato Torres, con il solito Andrea Olmeo. Ciao Andre. Buonasera Roby. Come stiamo? Tutto a posto? Stiamo bene, una bella sfida ci aspetta contro una squadra che solamente non ha né preso gol e ancora non ha incassato KO, quindi diciamo ci aspetta un bel pomeriggio intenso e interessante, soprattutto al Vannissan. Sì, anche se poi ti dico la mia per la Torres, visto il momento che sta affrontando, no? Non vince dalla prima giornata, reduce di fatto solo da un punto nelle ultime uscite in casa, insomma, che sarebbe quello dell'1-1 contro la Ternana. Forse è meglio affrontare una sfida come quella contro l'Ascoli, per un motivo principale, che se devi reagire, puoi reagire a una partita del genere. Il rischio poi di avere tante difficoltà, no? In una gara, magari contro una squadra meno blasonata o con meno forza, dove quasi sei costretto tu a fare la partita, forse per il momento che sta attraversando la Torres, togliersi il dente ora con l'Ascoli, secondo me non è neanche un male, non so come la pensi. No, assolutamente. Ha un doppio futuro questa sfida, perché da una parte, tipo, ritornando anche al discorso che facevamo lunedì nell'altra prepartita, da un lato ti può dare energie nuove e uscire bene da questa settimana, però dall'altro, se perdi anche con l'Ascoli, che è lecito perché comunque sta facendo molto bene l'Ascoli, però comunque non so come ne verrà fuori la Torres. In particolare dipenderà anche molto dal tipo di gara che si fa, perché comunque bene ritorna Antonelli e tutto quanto, però comunque giochi con Mahrano che è terzo portiere, sto un po' spoilerando anche i temi che tratteremo, però serve più che altro secondo me come scintilla mentale, ecco, per la Torres, perché non è semplice vivere questo momento, non è semplice neanche riuscire a trovare magari morale, specie dopo che perdi in casa della Juventus Next Gen quando stavi vincendo in 10 uomini, quindi da quel punto di vista serve quella spintina che ti permetta poi di riuscire anche a venire fuori meglio. Sì, anche perché se guardiamo gli ultimi risultati, ma in generale il cammino di questa squadra, che era partita benissimo, no? Con le 2 vittorie tra Coppa Italia e campionato, Livorno e Pontedera,
Poi quando sono iniziate le prime difficoltà ha iniziato spesso sì a subire gli avversari, ma molto più spesso a farsi male da sola. Errori sui calci piazzati, soprattutto sugli angoli, l'hai detto già tu, no? Dell'ennesimo cartellino rosso preso dalla squadra di Pazienza contro la Juve Next Gen. Sono tanti, iniziano a essere troppi oggettivamente in poche giornate. Era già successo a Brentano, è già successo a Lunghi, insomma espulsioni che poi hanno pesato tanto, non tanto quella di Lunghi nella vittoria contro il Pontedera, ma ha pesato poi nella partita dopo, quella di Brentan uguale, ha pesato nell'economia del match, così come è successo contro la Juventus Next Gen, quella di Petriccione. Ogni volta dover gestire o inseguire o provare a fare la partita con un uomo in meno è un problema, spesso anche concedendo magari delle disattenzioni all'avversario sui piazzati. Tutto il simbolo forse di una squadra che ancora per identità e per citare un po' Maurizio in maniera più edulcorata, che ha commentato gli attributi, no? Che un po' mancano a questa squadra, che è una squadra secondo me giovane è un po' la parola abusata di queste prime settimane, perché poi non è così giovane, lo abbiamo anche scritto in settimana, è la settima squadra più vecchia del girone, vecchia tra virgolette, parliamo di 25 anni e mezzo di età media, quindi non vecchia. Anche perché sennò tu e io siamo praticamente col bastone. Parla per te, io me ne sento 18, me ne sento 18 di venerdì, però di lunedì me ne sento anche 84, 86. Però detto questo, è una squadra che più che giovane si conosce poco nei meccanismi del tecnico, ancora nei meccanismi di alcuni giocatori. Ha cambiato tanto soprattutto dalla cintola in su, e infatti in fase di manovra, di costruzione offensiva ancora deve ritrovarsi. Ha una certezza, che è quest'uomo qui, ovvero Antonino Musso, e ci sta provando a caricarsela sulle spalle la squadra. L'attaccante, il bomber, è arrivato in estate, però ancora, nonostante i gol che sta facendo, non è riuscito a renderli funzionali sempre per quelli che sono i risultati rossoblu. Andre, come sempre, 3 temi, la affrontiamo così per i Torres, questo aperitivo appunto rossoblu, ricordando che non ha parlato Michele Pazienza, scelta della società, non proprio un silenzio stampa, anche se di fatto quasi tutti gli altri club che hanno anche giocato il turno infrasettimanale hanno poi riparlato, come è successo anche per l'Ascoli in vista della nuova partita. La Torres ha deciso di non far parlare il mister, visto che aveva già commentato il post Juventus Next Gen via WhatsApp, perché di fatto non si presenta alla conferenza stampa la Torres da ormai un anno e oltre in trasferta, e quindi vedremo un po' se poi la scelta anche in caso di risultato negativo andrà avanti, verrà portata avanti, oppure se la Torres deciderà di tornare a parlare. Però comunque la squadra stava allenando poco fa al Van Nissan, sono passato, li ho visti allenarsi, e poi vedremo un po' quelle che saranno anche le scelte. Però ci sono questi 3 temi da snocciolare. Partiamo col primo, vai tu. Sì, scherzare con il tempo, una squadra a cui serve tempo per crescere, ma il campionato e la classifica ripresentano pressioni e paure non vissute da anni. Ed è un tema importante, anche perché tra l'altro l'avevamo anticipato lo stesso. Il campionato, la Serie C è un campionato che corre, è un campionato che va avanti veloce, che non ti aspetta soprattutto. Diciamo che serve tempo, ma tempo fondamentalmente non ce n'è, anche perché guardando la classifica sei ampiamente sei in zona play-out, e quindi da questo punto di vista vediamo la Torres che è 16ª, un punto dal Livorno. Però da questo punto di vista diciamo che si sta pagando un po' il prezzo di aver cambiato tanto, però siamo il 27. Più che cambiato tanto, secondo me, perché non è neanche, come giustamente ricordavi tu, tempo già di bilanci, anche se l'inizio è stato difficile, però abbiamo visto nel corso dei campionati squadre partire o molto bene o molto male, e poi arrivare a fine corsa con momenti totalmente diversi. È che questa Torres sembra, e noi la domanda l'abbiamo fatta a Pazienza, che è stato abile un po' a camuffarla, a raccontarci quello che è il progetto nuovo, no, della Torres, dove ci sarà da faticare e quant'altro. Sembra che in sede di mercato abbia giocato un po' troppe scommesse, cioè sono arrivati tanti giocatori che non sono pronti, i vari Starita, Di Stefano e quant'altro, che sono giocatori importanti, che però stanno impiegando un po' di tempo per diventare centrali. Di Stefano è parso meglio, no? Contro la Juventus, nettamente in crescita, e questo sicuramente è un segnale positivo da tenersi stretti. Il problema è che tra gli infortuni, Mastino, soprattutto Zaccagno,
e qualche scommessa di troppo, questa squadra non ha avuto il tempo, non è riuscita a darsi il tempo per far crescere il progetto senza le pressioni, perché è chiaro che se passi dal secondo, terzo posto al quartultimo, quintultimo posto nel giro di pochi mesi, e le pressioni e anche l'abitudine nuova di nuovo di stare lì a lottare non tanto per un posto al solo dei playoff, ma per togliersi il prima possibile dalla zona delle sabbie mobili dei playout, cambia proprio a livello mentale la concezione di una squadra. Vedremo se contro l'Ascoli questa Torres riuscirà a dare una sterzata e darsi, no, anche più tempo per conoscersi, per convincere, per divertire, per iniziare a mettere delle certezze in campo, oppure se, come dice anche Gianluca, forse ridimensionamento, rinnovare non abbia un po' tolto quale sia il reale obiettivo di questa squadra, perché io comunque rimango alle parole della dirigenza. Sia Udassi che Pierluigi Pinna a inizio campionato, prima del campionato, Andre, ci hanno detto: è vero, abbiamo cambiato tanto, siamo più giovani, non saremo magari ambiziosi come l'anno prima, però vogliamo restare protagonisti di questo girone. Restare protagonisti vuol dire, secondo me, per come uno la legge, è vero che è tutto aleatorio, però almeno confermarsi in zona playoff, no? Assolutamente, assolutamente, anche perché comunque un conto è giocare con entusiasmo, con consapevolezze, anche con una classifica tranquilla, ma un conto è magari fare un passaggio, essere di fronte al portiere, oppure anche fare un intervento con la paura dei play-out che incombono, con la paura di stare attento anche a chi ti sta dietro, e questo è un tema fondamentale, anche perché ne approfitto e toccato un tema comunque dei tanti che si devono inserire. C'è chi lo sta facendo bene, come Sala, che comunque corre dappertutto, deve ancora trovare il modo, ecco, per correre in una maniera più congrua anche al gioco della squadra, e anche Di Stefano, che comunque con la Juventus Next Gen ha fatto vedere bene. E infatti, tra l'altro, una delle motivazioni anche per cui poi ho dato nelle pagelle il 4,5 pazienza, perché forse secondo me Di Stefano va bene che stava tornando da un infortunio, va bene che stava recuperando, però contro la Juventus Next Gen era il più pericoloso. Ha avuto, nel primo tempo ci sono state 3 occasioni, 2 sono state le sue, ed è andato anche vicino al gol, e in più preferisci mantenere Lunghi per altri 10 minuti con un Lunghi che non stava riuscendo a impattare, che non stava riuscendo, come sta dimostrando ultimamente, ad accendersi. Ecco, anche quella è una scelta che non lo so, forse era un pochettino da vedere. Poi ovviamente lui conosce meglio di me lo stato dei giocatori, però vedendo quello che ho visto io forse avrei preferito magari lasciare 10 minuti in più di Stefano piuttosto e far rifiatare Lunghi, ecco, in questo senso qua. Sì, un Lunghi che forse ha bisogno anche di ritornare su livelli importanti, perché nelle ultime giornate è parso molto distante, no, da quello che è la funzionalità della Torres. A volte si accende, a volte si spegne. Vedremo se riuscirà ad essere più costante nelle prossime giornate. Andiamo al secondo tema, che è un tema anche importante, no, di spinta per vedere il bicchiere, per provare a vedere il bicchiere rosso-blu mezzo pieno, ovvero il ritorno di Niccolò Antonelli, che ha recuperato dal problema muscolare, un infortunio che ha tolto tante, anche se poi Idda di fatto non ha colpe nell'essere il cambio di Antonelli, è stato più un problema Esatto. di difesa generale, di squadra che è andata in difficoltà, e i calci piazzati di questo sono l'emblema, sono il simbolo. Però comunque il ritorno di Antonelli, secondo me, anche dal punto di vista di carisma, di leadership, per questa Torres è importante, forse una Torres in cui il vero condottiero si è faticato un po' a trovarlo, no, in queste giornate. Assolutamente, l'uomo leader, l'uomo che ti dà un po' la sveglia anche in campo, che ti tiene sempre sul pezzo. Ci ha provato Masala, però comunque da quel punto di vista avere anche un Antonelli dietro, con la consapevolezza che non hai Zaccagno in porta, che comunque è un momento difficile, che hai perso tanti leader, ti manca il capitano Mastinu, avere Antonelli secondo me ti fa giocare anche più sereno, perché comunque sai che hai un muro, perché nelle prime gare Antonelli ha fatto molto bene, sai che hai il tuo pilastro della difesa, quindi anche in quello ti lascia un po' di tranquillità anche nella giocata. E secondo me il ritorno di Antonelli, il recupero di Antonelli, secondo me è di fondamentale importanza per riuscire poi non tanto a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma comunque iniziare a mettergli un po' d'acqua nel bicchiere, ecco. Sì, che non sarebbe male. E tra l'altro il tema anche poi del
della gestione, no? Della difesa. C'è stato Biaggetti che non stava facendo male contro la Juve Next Gen, poi è stato anche lui forse uno delle, non dico delle critiche, però degli appunti fatti a pazienza nella gestione, no? Dei giocatori fin qui, dei giocatori nella singola partita e nel lungo periodo. Chiaro che tra tutti i punti di domanda sulla gestione resta grande e ci ripeteremo, però fin quando non entrerà davvero nelle rotazioni la Torres è un punto di domanda importante, che è quello di Michele Carboni, sparitissimo ormai dai radar della Torres, ennesima panchina in fila, e sinceramente fatico a capire perché con una Torres che va male non possa essere almeno un cambio in corsa, però pazienza, ha dato le sue spiegazioni, il mister è lui, decide lui, c'è poco da fare. Chiaro che per come la vedo io mi sembra molto in controtendenza con quello che si vuole raccontare e poi quello che si fa, perché poi quando uno giustamente parla di ringiovanimento, di dover soffrire ogni domenica per far crescere questo gruppo, però parla anche di una base solida da cui si è ripartiti per dare continuità al progetto e dei giovani del territorio da voler mettere al centro della Torres che verrà. Carboni era un po', cioè, è meglio, è stato venduto così quando è stato acquistato l'anno scorso dal Cagliari come giocatore di investimento, simbolo di una Torres che punta al territorio, punta sui giovani. Vederlo ora non giocare neanche 5 minuti, posso capire tutti i discorsi tattici, però che una Torres vada male e non abbia necessità di un giocatore comunque di visione come Michele Carboni, se il mister ritiene non sia pronto dall'inizio, almeno a gara in corso, qualche dubbio lo lascia, vedremo come verrà gestito in futuro. Siccome siamo in chiusura, lanciamoci sull'ultimo tema, Andrea, che è ovviamente quello che sicuramente ha fatto più discutere in queste settimane, ovvero il tema del portiere, perché l'assenza di Zaccagno è stata un grande problema. Petriccione, qualche errore di troppo, l'ultimo nella gestione dei cartellini, delle uscite, insomma, della sicurezza tra i pali, fatto vedere contro la Juve, toccherà a Marano, e anche qui chissà come sarà la risposta. Con la Terol ci ha fatto molto bene, tu l'hai visto anche in diverse partite, in Serie D, cosa ti aspetti e secondo te può essere lui una minima certezza aspettando Zaccagno? Allora, partiamo dal presupposto facendo anche un passo all'indietro. Zaccagno con Marano, perdonami, con latte dolce ha fatto bene lo scorso anno, è stato molto spesso l'uomo che, passatemi il termine, ha tolto le castagne dal fuoco in diverse partite. Un ragazzo che comunque è giovane, non ha neanche 20 anni, che ha qualità indubbie, ovviamente deve fare esperienza. Si è visto anche nella partita contro la Juventus Next Gen, quando sull'angolo ha fatto quell'uscita un pochettino non perfetta, non precisa, che poi ha servito, passami il termine, l'assist per Macca. Però comunque Marano è un portiere che a me sinceramente piace, che ha prospettiva, tra l'altro con latte dolce, comunque come ti dicevo ha fatto bene, ma soprattutto anche io l'avevo anticipato che in questi mesi, forse durante l'assenza di Zaccagno, forse ci sarebbe stato lo spazio per Marano, perché poi ovviamente Petriccione ha fatto quell'errore, però ripeto, parliamo sempre di un portiere 22enne, ci sta a sbagliare, capita a tutti, soprattutto quando sei giovane, quando devi fare esperienza e quando sei chiamato a essere titolare della Torres, della tua squadra, dopo un anno da secondo e in un momento difficile. E questo è tutto un contesto che va tenuto in considerazione, andrà tenuto in considerazione anche per Marano, perché comunque si ritroverà a giocare contro l'Ascoli in un momento difficile come dal primo minuto. Quindi da quel punto di vista sarà interessante vederlo, però sono fiducioso per le qualità che ha Marano. Sì, detto che poi, come giustamente sottolineavi, non è facile per un portiere, al di là delle qualità che può avere o meno, della prospettiva di crescita che può avere o meno, subentrare in un momento difficile per la tua squadra, soprattutto una Torres che subisce tanti tiri. Non è una Torres che non concede un tiro a partita, dove ok, se fai l'errore è ancora più marchiano, però comunque se tu devi fare 10 interventi o uno, è più probabile che sei portato a fare più errori se sei impegnato tanto, come sta capitando ai portieri rossoblù ultimamente. Andre, ricordiamo Ascoli e poi San Benedettese, una Torres che per le prossime 2 settimane giocherà sempre in casa al Vanissan. Anche questo può essere in qualche modo non qualcosa a cui aggrapparsi per il futuro. Faccio il giochino inverso perché io ho azzeccato il risultato l'altra volta, ma a favore della Juventus. Esatto. Avevo detto 1-2 per la Torres, invece è finita 1-2 per la Juve. Siccome tu contro la Granada ci avevi preso 1-1, esatto,
a te, pronostico e che gara ti aspetti contro l'Ascoli soprattutto? Mi aspetto una gara anche sulla falsariga di quanto ho visto contro la Juventus Next Gen, quindi una Torres che comunque proverà costantemente ad andare verso l'attaccante tramite lanci lunghi. Mi aspetto anche che forse Pazienza metta un centrocampo meno muscolare con un attimino più di idee con Giorico. Mi aspetto, poi vediamo cosa dirà la distinta, ecco, della formazione iniziale. Però mi aspetto una partita in cui la Torres secondo me può far bene. Non so perché, secondo me la Torres vincerà. Mi lancio così, poi all'uscita magari mi daranno della cugurra, però comunque da quel punto di vista secondo me la Torres vincerà. Ti dico anche un corto Musso con un 1-0 con gol di Musso. Stai già spoilerando la pagella praticamente. Esatto, però 1-0, dico 1-0 per i rossoblù, speriamo di non cadere nel tuo errore. Sarebbe anche bello perché torni a non subire gol per una Torres che ha avuto questi problemi. Vincere 1-0 sarebbe tanta roba. Speriamo che non fai come me che azzecchi il risultato ma sbagli la squadra. Infatti l'altro giorno 1-1 perché così da una parte e dall'altra. Bravo! se piazziamo il pareggio andiamo lisci da qui alla 38esima, te lo dico in serenità. Se finisce così Andrea Olmeo farà l'esultanza di Musso nel prossimo Aperi Torres. Ci può stare. Esatto. Esatto, in galera. Va bene Andrew, grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete seguito in tanti per questo nuovo appuntamento con Aperi Torres. Vi ricordo domani pomeriggio il buon Andrea Olmeo dal Vanissanna ci racconterà Torres Ascoli, sfida di cartello comunque tra due squadre importanti degli ultimi anni di Serie C, nonostante questo momento di appannamento dei rossoblù in zona play-out contro la terza in classifica come l'Ascoli. Speriamo soprattutto di divertirci, che sia una bella partita e che la Torres torni a entusiasmare un Vanissanna che nelle ultime settimane ha faticato a fidarsi di questa nuova Torres firmata Pazienza. Voi restate su 131 perché tra qualche minuto si chiude con Aperi Torres e si inizia con la vigilia di Cagliari, dove vi racconteremo quello che è l'avvicinamento a Cagliari-Inter di domani sera alla Unipol Domus. Grazie Andrea, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Grazie a te, grazie a voi Roby e buona serata a tutti, buon weekend soprattutto. Bravo, buon weekend per chi non deve lavorare come il buon Andrea Olmeo. Ci sentiamo tra pochissimo con la diretta del Cagliari. Buona serata e sigla. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.